Pizzati, è sempre un piacere ascoltare i tuoi argomenti, che sono argomenti di grande cuore, oltre che di grande anche sapere. Allora, spero invece che ci torni, o torni a tutti voi, la voglia, dopo quello che abbiamo ascoltato, la voglia di sorridere e di essere tutti un pochino più ottimisti. Adesso cedo la parola ben volentieri all'ingegnere Busato qui alla mia destra. Lui sostiene giustamente, sono d'accordo chiaramente che l'indipendenza veneta, contrariamente alla vulgata che cercano di passare, non è una prospettiva di arretratezza, ma è l'esatto contrario. E quindi ascoltiamo l'ingegnere con molta attenzione. Grazie Silvano Santini, grazie a tutti gli ospiti, ma soprattutto grazie a Valdagno. Io sono particolarmente grato a Valdagno e penso che tutto il movimento sia grato, perché ci deve essere qualcosa di speciale se qui è nato il nostro segretario e se qui è nata, se vogliamo, una persona che sta guidando, ci sta indirizzando, sta scegliendo una linea politica e ha fatto delle scelte coraggiose. Le cose, vedete, non avvengono a caso, ma avvengono perché gli uomini decidono di prendersi in mano, di assumersi le loro responsabilità, di prendere in mano il proprio coraggio e di fare delle scelte. Ludovico è una persona che ha fatto scelte, è una persona coraggiosa, è una persona capace, determinata, come lo sono tutte le persone di indipendenza veneta, e io credo che Valdagno deve essere orgogliosa di questo. Deve essere orgoglioso il Veneto, perché vedete, e qui vengo un po' anche a quello che è stato lo spunto che mi portava Silvano Santini. Noi veneti non ci rassegniamo alla mediocrità, al grigiore, non ci rassegniamo a sentire sta litania continua che ci propinano appunto che siamo in recessione, che siamo in pieno degrado, no, noi veneti siamo abituati a tirarci sulle maniche, a studiare, impegnarci, a capire, a sbattere la testa, magari alzarsi un'ora prima al mattino, ma trovare una soluzione in tutto quello che facciamo, nelle attività economiche, nella famiglia, nel sociale, in tutto. Noi da questo punto di vista abbiamo, come dire, nella nostra cultura una naturale predisposizione alla soluzione e appunto alla modernità, ed è quella modernità che l'indipendenza veneta ci permette di raggiungere. Perché? Andiamo un po' a vedere nella storia cosa succede e ci rendiamo conto che l'epoca storica in cui viviamo non è un'epoca storica di isolazionismo, di protezionismo, no. Ognuno di noi è in grado di comunicare, di spostarsi nel mondo, di commerciare con qualsiasi parte del mondo. Per cui devo dire esattamente il contrario appunto di un'epoca di isolazionismo, di protezionismo. No, è un'epoca di estrema apertura di comunicazione commerciale, culturale, di estrema apertura mentale. Ma allora, se per noi veneti è così semplice muoversi, commerciare, interagire con questo mondo globale in cui viviamo, allora cosa ci serve? Sta palla al piede che dalla mattina alla sera ci tiene sotto tutela e ci scortica, derubandoci di 8-9 parti di quello che noi produciamo, della ricchezza che noi produciamo. A cosa ci serve? Andiamo bene a pensare, andiamo bene a vedere. Ma in un mondo come quello odierno, cosa ci serve avere uno stato elefantiaco di 60 milioni di abitanti, lento, grigio, orientato naturalmente alla tristezza, quando possiamo avere una nuova Repubblica Veneta, moderna, efficiente, in cui i cittadini
magari anche limitano il potere, lo strapotere dei politici, no? Guardate che questa non è una cosa così fantasiosa, impossibile, no. Ognuno di voi può prendersi la propria auto, va giù fino a, adesso non so qual è la strada più veloce, noi siamo venuti a Montecchio, comunque va verso l'autostrada, prende, fa 2 ore, 2 ore e mezzo, 3 ore di strada e tac, magicamente arriva in questi mondi, arriva in Austria, arriva in Slovenia, fa un po' di strada, che non so, arriva in Svizzera. Ma lì succede proprio questo, In quei paesi non hanno mica la situazione che viviamo noi. Ma io non capisco. Allora, gli austriaci, gli sloveni, gli svizzeri, i finlandesi, i danesi, gli olandesi, sono persone che hanno 4 braccia, 6 gambe, 3 teste, sono marziani, no? E noi siamo dei subumani. Oppure no, oppure forse è vero il contrario, forse è vero proprio il contrario, che fino ad oggi noi ci siamo illusi di essere così forti, così responsabili, così incaricati di una missione importante, che ci siamo illusi di tenere in piedi questa baracca che in piedi non sta. Questa illusione oggi è finita. Noi siamo come gli austriaci, siamo come i danesi, siamo come i finlandesi. Non ci serve e non vogliamo una palla al piede di 60 milioni di abitanti, lenta, farraginosa, con un grande burrone che impedisce di cambiarla in mezzo. No, noi vogliamo una nuova Repubblica Veneta. E questa prospettiva di modernità non siamo solo noi a volerla, Quello che sta soffiando, forte, impetuoso, è un vento potente di cambiamento che soffia in tutto il mondo. È un vento potente che ha scosso l'Europa, sta scuotendo l'Europa. Voi sapete, 2 settimane fa, anche se quegli stessi giornali italiani che dicono sì, non è stato approvato niente in regione, no, non è stato approvato niente. Quegli stessi giornali italiani, poi vedremo magari cosa è stato approvato in regione, vero Alessio? Dicono che in Catalogna non hanno mica vinto gli indipendentisti, hanno preso solo 2 voti su 3. Da poco. Hanno preso solo il 66% dei voti dei catalani. Il giornale italiano ha detto no, l'indipendenza è stata affermata. Il Financial Times il giorno dopo ha detto chiaramente: i catalani fanno un passo ulteriore verso la propria indipendenza. Gli scozzesi l'avevano già fatto. 10 giorni prima avevano raggiunto un accordo. Il First Minister Alex Salmond, capo del governo scozzese a Holyrood, aveva stretto un accordo con David Cameron, il premier britannico, e avevano già sancito che il referendum per l'indipendenza della Scozia si voterà nel 2014. La settimana prima del voto in Catalogna, i fiamminghi avevano preso questa strada e in 3 province su 5 delle Fiandre hanno vinto le elezioni con la nuova alleanza fiamminga, che ha espugnato Anversa dopo 70 anni di dominio socialista. Ma allora questo vento impetuoso dell'indipendenza, come vedete, soffia dappertutto e soffia anche da noi, perché la nascita della Repubblica Veneta, come ci ricordava Lodovico, è già stata anticipata e salutata da tutto il mondo. È il mondo che ci vuole, è il mondo che vuole la nuova Repubblica Veneta.
lo vuole il mondo, lo vogliono i cittadini veneti, perché l'abbiamo dimostrato con dei sondaggi, e ora è giusto, è normale, è naturale che i cittadini veneti si esprimano la propria sovranità e decidano in breve tempo di ottenere la propria indipendenza. Come vedete, è molto più semplice. L'indipendenza veneta è un percorso naturale perché è una cosa molto più semplice per tutti noi. È una cosa che permetterà ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, finalmente, di studiare e poter dire: beh, cosa faccio dopo aver studiato? Cerco di esaudire le mie aspettative qui, guarda caso. Oggi sapete cosa pensano i nostri ragazzi, vero? Di emigrare. Ma non per andare a fare nuove esperienze, di scappare a Sydney, ad Amsterdam, a New York, a Londra, perché qui non trovano più speranze. Noi vogliamo la nuova Repubblica Veneta perché non solo i nostri ragazzi restino qui ad esaudire i loro sogni e le loro giuste aspettative, ma perché magari tornino i ragazzi di New York, di Amsterdam, di Sydney, di Londra a studiare qui, come d'altra parte è già avvenuto nella nostra storia gloriosa, ricordiamocelo. Noi vogliamo che torni qui a insegnare Galileo Galilei, che qui da noi ha trovato un asilo dove poter professare le proprie idee, che altrove gli venivano censurate. Noi vogliamo che questo diventi un faro e un esempio di civiltà nel mondo, perché abbiamo tutte le carte in regola, abbiamo ingegno, abbiamo passione, abbiamo cultura, abbiamo voglia di fare. Noi abbiamo una terra incantata in cui viviamo. Valdagno è una perla in una terra incantata, tra la terra e il cielo, che è il nostro Veneto, che ha qualcosa di magico. Ecco, questa terra che ha delle testimonianze di uno splendore, di una cultura straordinarie, che sono state create attraverso una storia unica di 3500 anni, che ha avuto un'età dell'oro nei 1100 anni di gloriosa, serenissima Repubblica di Venezia. Ecco, questa storia, questa terra che i nostri avi ci hanno lasciato, oggi tocca a noi riconquistarcela. Evviva la nuova Repubblica Veneta!